mister, è la prima in casa, si arriva da una vittoria, il famoso slogan della continuità è forse già importante tradurlo in pratica adesso, no? È determinante. Questa settimana non ho sentito mai parlare, non ho mai sentito né letto la parola famo, che è il nostro unico problema in questo momento. La settimana scorsa percepivo un po' di attesa, un po' di timore forse. Chissà se l'allenatore è in grado di fare l'allenatore, se i giocatori sono in grado di diventare squadra, se hanno assorbito la retrocessione. Non sto parlando da parte vostra, in generale. Abbiamo vinto una partita, per carità l'abbiamo vinto meritatamente, abbiamo giocato, abbiamo reagito, ma abbiamo vinto una partita. Allora il messaggio chiaro che voglio lanciare è che questo che sto dicendo l'avrei detto anche se avessimo perso. Una partita è una partita, ce la mettiamo alle spalle e si pensa al famo, non si pensa a nient'altro. Altrimenti poi si cade in difficoltà. Bisogna pensare all'avversario, il prossimo avversario che è il famo, non c'è altro, non c'è, si gioca in casa, si gioca fuori, e non c'è l'esordio, non l'esordio, non c'è il mercato, il non mercato, non c'è niente, c'è solo il famo. E i giocatori del Fano, che sono dei buoni giocatori, l'allenatore del Fano che è un bravo allenatore, che fa giocare bene le sue squadre, una squadra che nonostante è partita in ritardo ha una fisionomia precisa, è una squadra che gioca a calcio e che se non affrontiamo con lo spirito che abbiamo affrontato la partita di Verona andiamo in difficoltà. È bene che ce lo mettiamo in testa tutti. Per essere protagonisti non bisogna saziarsi, bisogna avere sempre fame, sempre. E quello che si è fatto di buono o di sbagliato si mette alle spalle. Ma ha paura quindi che ci siano state un po' di distrazioni questa settimana, magari? No, paura no. È un messaggio che lancio, non ho paura, se avessi avuto paura non farei questo lavoro. È un messaggio chiaro che voglio lanciare a tutti. Quando parlo tutti, parlo a tutti. Ci dicevi appunto del Fano, no? Ecco, una squadra che ha perso la prima partita, però insomma, come dicevi tu, ha già fatto vedere un'identità di gioco. Allora che avversario ti aspetti domani? Perché credo che anche come impostazione sia una squadra diversa dalla Virtus Bene, coraggio di si sbaglia. No, è completamente diversa, è una squadra che fa della qualità del gioco palla a terra, della velocità, le proprie prerogative. È vero che ha perso, ma a subire il 2-1 con un'autorete nel proprio momento migliore. La partita è stata in bilico e ha preso gol all'ultimo minuto. Quindi è vero che è una sconfitta per 3-1 in casa, ma è stata una partita che ha detto cose diverse rispetto al risultato, al di là poi di quello che la Sambrentese ha meritato. Non voglio entrare in merito, parliamo del fatto. Ha delle buone individualità, ha degli esterni che sono veloci, delle mezzali che si sanno inserire, ha dei difensori che sono aggressivi. È una buona squadra, ben organizzata e che sa giocare a calcio e che se non viene affrontata col piglio giusto, tra le altre cose domani farà ancora caldo, quindi i ritmi saranno verosimilmente non eccezionali, ci metterà in difficoltà. E sembra una squadra che non dovrebbe venire qui a fare le barricate, no? Come va impostata questa partita? Da parte vostra? Noi la impostiamo come tutte le partite, cercando di capire quelli che sono gli spazi che loro possono concederci, cercando di crearne altri, cercando di occupare il campo il più possibile e quando ce l'hanno loro la palla cercando di andarla a prendere il più velocemente possibile se possiamo o raccoglierci da quelle che sono le loro combinazioni, perché loro, lo ripeto, da un punto di vista qualitativo sono anche belle da vedere. Domenica scorsa comunque la squadra ti ha dato una risposta importante, soprattutto nel primo tempo, perché ha giocato con personalità, si è subito adattata a un campo che insomma è un po' anomalo per le abitudini, alla categoria. Ecco, da questo punto di vista, alla luce delle risposte positive che hai dato,
pensi di confermare buona parte di quell'11 domani in partenza, oppure in settimana hai visto qualche giocatore fuori che insomma ti ha dato dei segnali importanti e che quindi merita una chance dall'inizio? In realtà non saprei se per fortuna o purtroppo tanti meriterebbero una chance, cioè se dovessi far giocare chi merita di giocare dovremmo giocare in molti di più di 11. Però vi faccio fare una riflessione: da qua al 3 novembre sono 60 giorni e abbiamo il 3 novembre si gioca con Vicenza, non perché è Vicenza, ma perché è un lasso di tempo dove abbiamo 12 partite in 60 giorni significa 1 in 5 giorni, quindi c'è spazio ci sarà e deve esserci spazio per tutti. Tornando un attimino alla questione tattica, a Verona, al di là del fatto che domani si gioca 2 ore e mezzo prima di Verona, quindi come sottolineava giustamente lei ci sarà molto più caldo, a Verona siete partiti benissimo su un campo piccolo, aggredendoli, quindi l'approccio è stato il migliore possibile. In una partita come quella di domani, su un campo finalmente adatto, forse anche meglio alle vostre caratteristiche, è fondamentale tornare a partire forte, oppure lei pensa che proprio per il tipo di clima che ci sarà sia importante soprattutto distribuire l'energia bene nell'arco dei 90 minuti? Diciamo che partire bene è sempre meglio che non partire bene, questo è scontato. C'è il fatto che in questa categoria i 5 cambi ti danno la possibilità di cambiare il 50% della squadra, che è veramente tanto. Quindi la gestione del ritmo partita è importante, perché è la prima che facciamo a queste temperature, però allo stesso tempo dovremo riuscire a essere più costanti possibili, sto parlando di livello alto, quindi cercheremo di approcciarlo in maniera migliore possibile, sapendo che, e lo ripeto, che ci stanno gli avversari, non perché si chiama Fano piuttosto che Triestina sia più semplice, assolutamente, dobbiamo togliercelo dalla testa. Dal punto di vista dei convocati ci saranno tutti a parte Garbionetta, c'è anche il nuovo arrivato Buglio, com'è la situazione? I convocati li darò oggi dopo l'ultimo allenamento, sperando che non succeda niente. Vorrei fare i complimenti a tutto il mio staff, perché a parte il problemino che abbiamo avuto con Garbionetta, davvero ad oggi, ripeto, ho le mani sul tavolo, quindi non faccio scongiuri. Tutti stanno bene, nonostante sono venuti in tempi diversi, con anche abitudini diverse dal punto di vista di condizioni, quindi i ragazzi del mio staff sono stati eccezionali finora. Speriamo di continuare così. Farò quello che ritengo giusto sul numero dei convocati e convocherò chi penso che possa darmi la possibilità di giocare il più carte possibile. Per quanto riguarda il pubblico, te lo dico, lo convoco. Questa è l'ultima volta che facciamo questa domanda, visto il mercato chiude lunedì. No, ti ripeto, questa domanda è la prima mia risposta. Io in questo momento ho 27, 28, 29, non me ne frega niente. Quelli sono quelli che mi possono far vincere la partita domani. Poi lunedì arriva un altro, arriva un altro. Il calcio moderno è un calcio dove la squadra è molto importante e il singolo può esaltare la squadra, ma esistono pochi giocatori che sono indispensabili e normalmente non stanno in questa categoria. Quindi, come dire, io sono felice di quello che ho e a me va bene così. Non è un problema se ne arriva un altro o non arriva, perché io credo che la parola gestione a me non piace. C'è il campo, si fanno concorrenza, si migliora, perché chi vuole giocare cerca di andare più forte di quello che gioca e via avanti così, perché l'obiettivo è comune. E chi non
non dimostra di avere il mio stesso obiettivo, statene certi che non mi accompagnerà da qua a fine campionato, quindi da questo punto di vista problemi non ci sono. Volevo chiedere, poi ho finito per me, il suo sistema di gioco prevede molto dispendio sulle fasce laterali, no? Lo si è visto anche a Verona, spingono moltissimo i due esterni. Abbiamo Rondanini di qua e Baraglia di là, quelli proposti a Verona. È arrivato Fazzi. Domanda, può giocare da tutte e due le parti? Ecco, quindi Sì. può essere un'alternativa a tutti e due. Fazzi può giocare in entrambe le parti, è arrivato, abbiamo Daffara che all'occorrenza può anche giocare a sinistra, ed è arrivato Sillà che è un ottimo calciatore. Può fare l'esterno? No, è un esterno. Non esterno. È un esterno con caratteristiche completamente differenti da tutti gli altri. E quindi da quel punto di vista siamo coperti. Accennavi a Sillà che è arrivato in settimana, Buglio l'hai appena menzionato, ma ci può dire qualcosa, due parole su Buglio? C'è un giocatore comunque un po' diverso da quello che inizialmente si pensava dovesse arrivare, cioè di tradizione pura. In realtà è un ragazzo che sa giocare, si inserisce, allora... È stata, tra virgolette, una possibilità, un'occasione, quindi non ce la siamo fatta sfuggire. E ha una cosa importante nei piedi, i gol. E quindi ci dà la possibilità di poter variare, perché è vero che è un mancino, ma volendo può giocare anche a destra. In alcune partite avere delle mezzane a piedi invertite può essere estremamente interessante. Quindi sarà lui adesso mettersi al passo sia da un punto di vista di conoscenza dei compagni, proprio conoscenza da un punto di vista tecnico-tattico. Tante volte quando parlo di conoscenza dei compagni significa sapere se il compagno la palla la vuole sui piedi o la vuole sul destro, sul sinistro, un po' più avanti, un po' più dietro, e poi capire, non voglio il sistema di gioco, ma non c'è niente da capire, cioè nel senso rendersi conto più o meno dove uno sta e poi essere se stesso. Io gli ho chiesto, ma come a tutti, cioè, non dovete fare quello che vi chiedo, dovete essere se stessi, voi stessi all'interno di un minimo di organizzazione, né più né meno. Cioè, penso che sia una cosa normale, non c'è fantascienza. Settimana scorsa 2 titolari su 11 ci li dati alla vigilia, cioè Minelli e Serena, però non c'era Ronaldo che rientra questa volta, ti chiedo se cercherei uno se Ronaldo gioca. Allora ti dico, Minelli gioca Ronaldo e Ronaldo gioca.